Amici di sportriver.biz, appassionati di galoppo, ma soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati e benvenuti alla prima puntata di Gallop Racer, questa nuova rubrica che prosegue in ciò che ho fatto negli anni scorsi, ovvero un'evoluzione di analisi e pronostici. Chi mi ha seguito ricorderà, dove appunto mettevo le corse a confronto, facevo vedere i confronti tra i vari cavalli vincitori di giornata, per conoscere meglio gli stessi cavalli, vedere un po' come si sono svolte le corse, è un modo per fare informazione e comunicazione delle corse del galoppo sardo. In questa prima puntata saranno 5 i contributi. Come sapete, nelle prime 2 giornate si sono svolte le debuttanti riservate agli anglo-arabo, divisi per fondo e per sesso, e poi si sono svolte le debuttanti riservate ai puro sangue arabo, quelle a Firenze degli anglo-arabo, anche lì divisi per sesso, e poi analizzeremo anche le condizionate riservate ai puro sangue inglese di 3 anni, molto interessanti anche quelle. Quindi c'è molto da dire, molto da vedere. Partiamo subito con il primo contributo, dove appunto facciamo vedere il confronto tra Wallop dell'Algher e Candy House nelle condizionate riservate ai puro sangue inglese di 3 anni. Alla vostra sinistra la vittoria di Wallop dell'Algher, alla vostra destra la vittoria di Candy House. Vediamo come si è svolta la corsa con Buric dell'Algher, compagno di training e colori di Wallop dell'Algher, che ha agito da, come si può dire, da vero compagno di squadra, garantendo il ritmo alla corsa. Wallop si è sistemato alle spalle di Buric e quindi ha seguito il compagno di allenamento fino alla piegata conclusiva, come vedremo. Wallop aveva in sella Nino Murdo. Dall'altra parte una corsa un po' più svelta, come si può vedere anche dalle immagini, condotta a tratti da Passion of Kurt unitamente a Candy House e Tramama, le due della scuderia Ottana, che hanno anche loro fatto una sorta di gioco di squadra. Siamo già nella piegata conclusiva, dove Candy House passa anticipando largamente le mosse di Denaga dell'Algher. Vediamo Candy House che ora viene affiancata addirittura da Tramama, quasi a scortare la compagna di lavoro e di scuderia. Candy House fila via lungo la corda, si presenta in testa. D'altra parte ci prova Suegurumura ad attaccare Wallop dell'Algher, che è sembrato comunque in totale controllo una volta richiesto da Nino Murru. Il figlio di Valgeist si è allungato abbastanza comodo. Dall'altra parte Candy House respinge l'affondo di Denaga dell'Algher, che comunque ci crede fino in fondo. Allora fermeremo le immagini sul palo e vediamo che Candy House arriva prima di Wallop dell'Algher. Anche Denaga virtualmente davanti rispetto al compagno più accreditato, che arriva in questo momento precedendo Suegurumuru, Sumontrico e Arte finiti nell'ordine. Nelle femmine invece il quadro è stato completato da Light Secret e Pedro Gada. Quindi questo è stato il confronto tra Wallop dell'Algher e Candy House, dove Candy House ci ha impiegato quasi un secondo in meno, ma questo insomma, visto lo svolgimento della cosa di Wallop dell'Algher, dove ha controllato nella parte finale l'andatura, insomma gestito, mentre Candy House è dovuta difendersi dall'attacco di Denaga dell'Algher, e forse quel secondo che li divide è tutto qui, anche se Wallop dell'Algher resta imbattuto. Aveva già battuto anche Candy House nel criterium di Villacidra, questo figlio come detto di Valgeist, e la mamma è una Lope de Vega. Fu acquistata dal signor Domenico Manca in Irlanda nel 2020, un pedigree importante, un cavallo importante, perché abbiamo visto che è restato imbattuto in 3 uscite. Ora bisogna capire quali sono i programmi di questo cavallo allenato da Leonardo Chessa. Bisogna capire se sarà un percorso che porterà al Parioli o addirittura un percorso che porterà al Derby. Per ora in Sardegna ha vinto sui 1600 metri a Chirivani. Lo scorso anno ha vinto sul finire di stagione, quando aveva debuttato, sui 1800 metri a Villacidra. Candy House, anche lei bisogna capire quale sarà la sua dimensione. Aveva vinto il 9-9 a San Rossore sui 1750 metri, era andata a fare il San Gennaro a Napoli correndo bene, quarta poi nel 2006 alle Capannelle, fino a trovare la prima vittoria in Sardegna proprio la scorsa settimana per il training di Antonio Coti, colori della SD Ottana Galoppo. In sella c'era Antonello Fata. Questo è il tutto per quanto riguarda questi due confronti. Andiamo a vedere subito anche quello più interessante
che metteva a confronto, metteva davanti il fondo arabo, alla vostra sinistra i maschi dove ha vinto Fred Soleil e alla vostra destra le femmine dove ha vinto Fabiana Junior. Due corse molto analoghe devo dire, dove sia Fred Soleil e Fabiana Junior hanno condotto da un capo all'altro. Fred Soleil diciamo che non ha avuto rivali perché ha sempre controllato la sua andatura. Gavino Sanna ha un po' giocato con l'elastico, adesso lo vediamo inseguito da Ferda e Genta, si fa sotto anche Faraone, Denule e poi Fiore Rosa, mentre dall'altra parte Fabiana Baia controlla Fameli Camu che comunque non forza per pressare la battistrada, si sistema lì. Nella retta opposta vediamo Fred Soleil che come sente avvicinarsi Ferda e Genta riallunga con uno strappo molto importante devo dire in questa fase. Vediamo come riguadagna subito 5-6 lunghezze su Ferda e Genta che si vede costretto ad inseguire. Dall'altra parte Fabiano Baia su Fameli Camu che comunque prova ad avvicinarla. Fred Soleil affronta invece la curva con ampio margine su Ferda e Genta e poi come vedremo allungherà. Essa all'ingresso in retta noi fermeremo le immagini per far vedere forse l'unica cosa diciamo di rilievo da evidenziare in queste due prove, ovvero Fred Soleil affronta addirittura in vantaggio rispetto a Fabiana Baia. Vedremo che Fabiana Baia, ovviamente sollecitata anche dall'attacco di Fameli Camu, finirà sul palo davanti a Fred Soleil. Questo cosa significa? Che ovviamente Fred Soleil ha fatto la passerella, se si può definire così, Gavino Sanna si volta e gestisce, mentre Fabiana Junior, richiesta da Ivan Herreras, ha preso una bella azione, un bel finale, un bello speed finale per Fabiana Junior che si è allungata, devo dire, molto bene. Entrambi hanno vinto più di 10 lunghezze di vantaggio e vediamo sul palo leggermente più avanti Fabiana Junior, quindi si sono equivalsi i due. Vediamo ora arrivare anche Fred Soleil e poi tutti gli altri a seguire. Nella corsa dei maschi Ferda Genta, Faraone Denure e Fiore Rosa li rivedremo domani in pista a Kirvani nella Maiden riservata in fondo arabo, mentre Fameli Camu precede Foradada anche lei domani in pista contro i maschi. Quindi Fred Soleil ha vinto per il training di Luigi Carli e Massimo Milani, i colori di Alessandro Carli, si tratta di un figlio di Carges de Land, mentre Fabiana Junior ha vinto per il training di Salvatore Moroni Junior, i colori dell'allevamento di Costantino Calaresu e si tratta di una figlia di 29 e Fabiana Baia, dunque sorella piena di Esterina che lo scorso anno ci mise 3 secondi in meno al debutto, anche se aveva debuttato 20 giorni dopo rispetto ai debuttanti di quest'anno, però insomma 3 secondi non erano pochi, una cavallo sicuramente che aveva espresso molto il suo standard sul miglio e poco più. Detto questo, poi la sorella di Zio Frac che ha vinto 2 volte il Palio di Siena, l'internazionale Kirivani e l'imbattuto Pantuosco, come sappiamo, gran cavallo da corsa e gran riproduttore in razza. Questo è stato per quanto riguarda il fondo arabo. Andiamo subito a vedere il confronto dei fondo inglese di 3 anni, maschi anche qui contro femmine. Vediamo da una parte Brigadore, dall'altra parte la vittoria dei Fantastic Day. Fantastic Day è quella che parte malissimo all'interno, la Saura che vedete in giubba con maniche rosa e giubba blu appunto, che si trova in terzultima posizione quando affronta la curva, è terzultima, mentre il Brigadore si porta subito sulle tracce del battistrada Flesci. Flesci ha preso iniziativa, ha tirato la corsa, alla fine gli è andata bene così a Brigadore che ha seguito l'andatura e poi come vedremo passerà di forza nel tratto ultimo. Stiamo proprio vedendo da queste immagini Flesci che precede Brigadore. Dall'altra parte l'iniziativa è stata assunta da Farfalla Bianca con il sella Lello Fadda, inseguita poi da Facoltosa de Bonorva che ha provato sempre a pungolare la battistrada mentre è impegnata nella rimonta a scalare la vetta. Fantastic Day che è la Saura che vedete all'esterno di tutto, addirittura qua scarta leggermente, poi si porterà sotto nella piegata conclusiva fino a presentarsi a contatto dei primi nella retta finale, poi fermeremo l'immagine e vedremo. Dall'altra parte Flesci prosegue nella sua marcia, Brigadore sempre a contatto, si fa sotto Faggio e Faisel e praticamente questi 4 come sono partiti sono arrivati con l'unica variante che Brigadore sopravanzerà Flesci nel tratto finale come vedremo.
Intanto Facoltosa del Bonorva avvicina Farfalla Bianca, si avvicina ora anche Fantastic Day che la prende molto larga. Ora bloccheremo le immagini, infatti vediamo che i maschi sono più avanti rispetto alle femmine, così sarà anche sul palo Brigadore, che ora attacca con decisione Flashy e passa in vantaggio sotto la spinta di Gavin Ossana. D'altra parte si riorganizza anche Fantastic Day, che dall'esterno converge verso l'interno, attacca duramente Farfalla Bianca e poi la passerà sul palo, mentre il Brigadore stacca i rivali e viene a vincere. Fermiamo le immagini e qua, come vedete, il tempo di 1,48,20 contro quello di 1,50,40 è tutto in questa immagine. Ci sono dei distacchi importanti, anche se bisogna dire che Fantastic Day ha lasciato molto in partenza e quindi è molto, si può spiegare così questo divario. Brigadore ha vinto molto bene, devo dire, ha convinto secondo me, perfettamente in linea con cavalli importanti che hanno debuttato più o meno su questo tempo, anche se lui ora è chiamato ovviamente a riconfermarsi. Si tratta di un figlio di Bosciale da Clodia, triplice del Sedini, ha già una sorella vincitrice che è comparsita nel Monte Acuto, ha vinto per i colori di Lucia Pes, il training di Salvatore Muroni Junior e l'allevamento del signor Gianni Scano di Berchidda. Fantastic Day ha vinto con il sella Andrea Deglias, molto bravo nell'interpretazione, al secondo posto. Ha vinto per il training di Giulia Correa e Gianni Ruzzu. I colori e l'allevamento sono quelli del signor Peppe Emilia. Si tratta di una figlia di Physique e Beata De Ghenta, proveniente dalla linea della discendenza De Menire, quindi una linea che conosciamo bene anche quella. Questo è il tutto per quanto riguarda i debutti dei fondo arabo e fondo inglese. Abbiamo visto come si sono sviluppate le corse, molto simili quelle che hanno visto vincitori Fred Soleil e Fabiana Junior nel fondo arabo, molto diverse per come poi è venuta la corsa. Quella di Brigadore che comunque si è mantenuto sempre in prima linea, mentre ha dovuto fare un rimontone Fantastic Day. Passiamo ora a vedere anche il confronto dei puro sangue arabo. Mandiamo le immagini anche dei puro sangue arabo di 3 anni che hanno visto il successo di Fiore di Lotto e Fiona De Ghenta. Tanto sono partite le immagini con Fiore di Lotto che si è portato subito in vantaggio nei confronti, precedendo Furbetto che si è mantenuto in seconda posizione, mentre dall'altra parte la corsa è stata tirata da First Lady Bairta che ha preceduto Fiona May del Bonorva, mentre Fiona De Ghenta ha viaggiato in settima posizione, ha dovuto anche lì fare una bella rimonta, la stiamo vedendo qua non si vede nelle immagini perché è dietro, poi farà un bel parziale nella curva finale dove dalla settima posizione si porterà in seconda e poi attaccherà la battistrada come vedremo Fiona May del Bonorva. Qua i cavalli stanno affrontando la curva finale con Fiona May del Bonorva che passa sull'allargamento di First Lady Bairta che comunque stava galoppando abbastanza facile però si è autoeliminata. Qua abbiamo indicato con la freccia Fiona De Ghenta, mentre Fiore di Lotto è saldamente in vantaggio, ha solo gestito il proprio ritmo per poi allungarsi, mentre Fiona De Ghenta attacca e passa Fiona May del Bonorva con in sella Ettore Mellino, l'allievo fantino di Nuller che porta il successo. Fiona De Ghenta, mentre Fiore di Lotto aveva un altro giovane, l'allievo di Bonorva Giovanni Angius, entrambi tutti e due bravi a interpretare questi arabini non certo facili come abbiamo visto anche da inquadrare nonostante si trovassero in vantaggio. Abbiamo visto qualche scatto di troppo. Fiona De Ghenta a teletraguardo prima rispetto a Fiore di Lotto che comunque nel finale ha solo gestito il vantaggio che aveva accumulato. Al secondo posto dei maschi Frankel e poi segue Furbetto. Nelle femmine invece Fiona May del Bonorva si è mantenuta al secondo posto davanti a Fontanaona. Fiore di Lotto e Fiona De Ghenta sono entrambi figli di Laubul. Fiore di Lotto è allenato da Mario Marras, Fiona De Ghenta da Luigi Godani, peraltro l'avevamo vista quest'inverno durante il giro delle scuderie, una cavalla in cui si erano riposte le aspettative, essendo comunque sorella di Don De Ghenta, che anche lui aveva fatto bene nella parte iniziale della sua carriera, vincendo, piazzandosi secondo all'internazionale.
finale Ghent ha vinto per i colori del signor Battista Falchi e l'allevamento del signor Giovanni Battista Pintori. Due bei debutti, due belle vittorie, anche qui molto diverse per come sono arrivate, però entrambi hanno fatto vedere di essere in possesso di mezzi molto interessanti per il proseguo della loro carriera. Quindi bene così, ora vi faccio vedere anche l'ultimo contributo, sono partite le immagini, quello che vede a confronto i fondo inglese, fondo inglese, diciamo più generico, gli anglo-arabo che si sono dati battaglia a Firenze nelle debuttanti riservate a sole femmine. Erano attesi i cavalli della scuderia Zeni, quelli della scuderia Clodia, sempre protagonisti nelle corse degli anglo-arabo in tutta Italia. Stiamo vedendo appunto la prima parte di corsa delle femmine, dove in vantaggio è andata Minerva da Clodia nei confronti di Fabula, poi Minerva da Clodia anche lei si autoeliminerà dalla corsa da sola, allargando vistosamente quando affronteranno le cavale la piegata, perché è solo una che si disputa nei 1500 metri di Firenze. Dall'altra parte Frankie, l'atteso Frankie, questo figlio di Sacchi Secret e Murra di Gallura, che chiuderà al quarto posto dopo aver condotto fino ai 300 finali in vantaggio. Qua stiamo vedendo l'allargamento di Minerva da Clodia, che coinvolge anche Fauda, dove è stato bravissimo Mario Sanna a svincolarsi da eventuali problemi, a inquadrare la sua allieva e a riportarla in asse per poi allungarsi davvero molto bene questa cavalla Fauda, che ha vinto in modo molto easy, se così si può dire, nei confronti di Fenice da Clodia. Spostiamoci dal lato destro dove si accende la bagarre, Frankie resta sul passo, allora passa, scusate il gioco di parole, fuori rotta con il sellatore Sulas che rompe gli indugi e passa in vantaggio. Dall'altra parte fastidio da Clodia nel tentativo di progredire, scarta completamente verso lo steccato opposto, lascia fare Germano Marcelli che aveva già intuito le intenzioni del suo allievo, fuori rotta prova a portarla a casa ma piomba a velocità doppia, fastidio da Clodia e due simultaneamente sul palo, come stiamo vedendo abbiamo bloccato le immagini e tutti e due sono stati premiati con la vittoria al debutto. Quindi bel successo dall'altra parte di Fauda, questa figlia di Pantuosco e Aradia del team Mazzeni, sorella peraltro delle già vincitrici Umatilla e Enapei. Fastidio da Clodia è il primo figlio di Bosardo a vincere, quindi inizia bene la carriera da riproduttore anche Bosardo. La mamma è una Black Mambasi, ha vinto per la Connection Nartuzzi Clodia, mentre fuori rotta ha trionfato per il training e i colori di Dino Pes, un figlio di Sacchi Secret, la mamma e Bombolino. Da rivedere anche questi tutti alla prossima, anche i cavalli che non si sono piazzati perché c'erano comunque linee interessanti. Questo è il tutto per quanto riguarda la prima puntata di Gallop Racer. Come abbiamo visto abbiamo analizzato le corse, le abbiamo studiate facendo vedere appunto le frazioni parziali, poi anche i tempi, come si sono svolte lungo il percorso. E spero insomma, di avervi fatto compagnia, che il tutto sia stato piacevole. Sicuramente c'è da migliorare questo prodotto che secondo me è molto importante dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione per conoscere meglio i cavalli, appassionarsi di più alle corse al galoppo e capire anche le dinamiche di corsa. Questo è il tutto per questa prima puntata, ci vediamo la prossima settimana. Vi ricordo di seguire domani mattina sulla pagina Facebook dell'Ippodromo di Chirivani l'anteprima delle corse, dove appunto vedremo il programma con i pronostici. E quindi niente, mettete segui alla pagina, io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo alla prossima.